Finanziamenti per 1 milione di euro nell'Agrigentino, approvati gli emendamenti del parlamentare regionale di Forza Italia, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. 400.000 euro sono andati all'Arcidiocesi di Agrigento per la manutenzione delle coperture dell'interno dell'aula liturgica della parrocchia San Giovanni Battista di Campobello di Licata. Un altro di 310.000 euro ai comuni di Montevago e Santa Margherita del Belice per interventi di riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, messa in sicurezza della viabilità, riqualificazione del campo sportivo. Questi appunto i 2 emendamenti approvati nella finanziaria urgenti dall'Ars. Lo fa sapere in una nota la parlamentare Margherita La Rocca Ruvolo. Altri miei emendamenti, prosegue la parlamentare, prevedono un finanziamento di 100.000 euro al comune di Menfi per l'installazione di sistemi semaforici, il rifacimento del tappetino stradale, la messa in sicurezza della viabilità urbana. 90.000 euro sono andati al comune di Caltabellotta per la riqualificazione del cortile Caruso nel centro storico, uno di 65.000 euro all'Arcidiocesi di Agrigento per le spese di gestione e le attività istituzionali. Sono tutti progetti, ha dichiarato l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, necessari al territorio, alcuni segnalati da consiglieri comunali dei vari comuni interessati, che ringrazio per la loro collaborazione.